Sono 12 di fila al Bentegodi, il Verona battendo il Bari entra negli annali della cadetteria con la più lunga striscia vincente casalinga e aggancia in testa alla classifica a 66 punti il Torino, impegnato nel posticipo con il Sassuolo. Squalificati Maiette Scaglia e gli Scaligeri presentano al centro dell'attacco Bjelanovic ritrovando Alfredson in mediana e Ceccarelli in difesa. Fuori Bogliassino nel Bari ci sono invece 4 novità: Crescenzi, Cepitelli, Ronizzi e Caputo, quest'ultimo rientrato dopo la lunga squalifica. I ritmi sono subito alti al settimo Berrettoni calcia a lato dopo una mischia in area. La gara vive di capovolgimenti di fronte repentini ma si sblocca solo su palla inattiva. Al 13° De Falco infatti tratteggia col compasso la traiettoria perfetta che si infila all'incrocio. La quinta perla stagionale del centrocampista di proprietà del Chievo sembra spostare l'inerzia del match dalla parte degli ospiti che più di tutti quest'anno con 9 successi hanno vinto lontano dalle mura amiche. La reazione dei padroni di casa però è veemente. Il Verona risponde prima con il doppio acuto targato Ceccarelli-Berrettoni, poi con Gomez. Il Juanito è bravissimo a farsi spazio in area, prendendo bene il tempo e incornando a rete il suo 12° centro stagionale, lanciando un altro messaggio alle squadre di A che su di lui hanno posato gli occhi per il prossimo anno. Qui la gara rischia di incendiarsi, complice anche qualche scorrettezza e fallo di troppo, ma il risultato rimane bloccato sull'1-1. Il Verona, timido nel primo tempo, si scatena nella ripresa uscendo dagli spogliatoi con gli occhi della Tigre. Già al secondo il solito Gomez lascia di sasso la difesa pugliese, ma Lavana è miracoloso sul tuffo ravvicinato e poco angolato dell'argentino. Gli ospiti vacillano e crollano quando al sesto scavone trattiene platealmente Ceccarelli, concedendo agli avversari il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto ci va Berrettoni alla seconda rete stagionale, peraltro consecutiva dopo il gol della bandiera con il Brescia. Come un pugile spinto all'angolo, il Bari da qui in avanti finisce per incassare un pugno dopo l'altro. Nemmeno 120 secondi più tardi, infatti, l'imprendibile Juanito vola via sulla fascia e appoggia per la corrente Bjelanovic che chiude a rete un'azione da manuale, mettendo al sicuro la gara. Ma non è finita, perché il 3-1 fa solo da preludio al poker, che ancora il croato, tornato titolare dopo quasi 3 mesi, cala a distanza di altri 2 minuti con uno splendido pallonetto da posizione defilata. Il terzo sigillo in 4 minuti congela il match e surriscalda il Bentegodi, sul punto di esplodere per altre 2 volte prima del fischio finale. La rincorsa là, che manca da 10 anni, può continuare, doppia frenata invece del Bari, che distratto dal calcio scommesse e penalizzato in classifica di altri 2 punti, e sono 6, scivola lontanissimo dalla zona playoff. Andiamo avanti con il Verona. Alfredo, prima la grande paura, no? Con quella punizione magica di De Falco, da censurare assolutamente la sua esultanza. Anche se mi scrivono su Facebook, mi scrivono che il De Falco dopo la partita avrebbe spiegato, dico avrebbe perché io non l'ho ascoltato, che non era un gesto rivolto alla tifoseria ma era un gesto di stizza per il momento difficile che sta attraversando. Per i punti di penalizzazione? In ogni caso De Falco se lo sarebbe potuto risparmiare, perché comunque non è un bel gesto, e questo gesto, stizza o non stizza, credo che in generale non vada fatto. Te lo dovevo perché insomma, giusto, no, i tifosi del Bari mi hanno scritto e mi hanno segnalato questa cosa. Il Bari era partito molto bene, secondo quelle che sono le tradizioni di una squadra che in trasferta riesce a ritrovarsi e che in casa fa fatica. Ormai questo è il grafico del Bari 2011-2012, una squadra che in trasferta vince quasi doppia cifra e che in casa quando deve fare la partita ha grandi difficoltà. Però poi si è squagliato. Il Bari non pervenuto, cioè dopo il gol di Gomez ha avuto dei momenti e ha beccato dei ceffoni dal rigore di Berrettoni in avanti. La squadra è crollata come se non ci avesse creduto più, come se fossero emersi dei problemi non so quali, perché insomma è una squadra che in trasferta, anche quando ha perso, le poche volte in cui ha fatto male è caduta sempre in piedi. Sarà stato il Verona che prima o poi comunque Sasha Bjelanovic l'avrebbe dovuto ritrovare, perché insomma non dimentichiamo che stiamo parlando di un ragazzo che Mandolini ha voluto, che stava al Cluj, che è tornato. Infatti hai visto l'abbraccio con Mandolini? È perché è un abbraccio di liberazione, perché Mandolini aveva fatto 2 richieste precise, Bjelanovic e De Zerbi, che li conosce molto bene entrambi al Cluj. Bjelanovic l'ha avuto, De Zerbi no, insomma prima o poi lo segnava da ottobre, sicuramente stavamo entrando nella galleria di situazioni impronosticabili e aver ritrovato Bjelanovic per il Verona è importante. Cioè, è un Verona che anche che ha il pregio di sapersi rialzare quando arriva da una situazione negativa. Non è da poco, visto che altre squadre in questo momento, soprattutto con tutti i problemi che ha avuto il Pescara, mi riferisco al Pescara, hanno inanellato delle situazioni negative senza riuscire a rialzarsi. Quindi è tutto a vantaggio del Verona questo. Poi Verona schiaccia Sassi davvero in casa, 12ª vittoria consecutiva alla Bentegodi.